tiene un fronte in fica sanaka la vannare si me permessa di quattro parole tu ti accagna sto brutto naturale ta giamana tanzina dov'io ripassa e trova in terra tale quale la vannare a peresti prezzo d'ora che inquietata sotto vita per sto cuore in dormiente come stessa a cercare come tu spremmenna forte insieme vanno turci chiassa e schiattano le tasche ma le fatta avvelenare. La vannare sti braccia d'inda scuma rossa ma fanno consumare la passione la vannare scereasta ma tu incuzzuta intera si non schiarisce mette la cula e fa la scicchio chianca e più sincera santana ressa quando le lavata la vannare a per movimento che tu fai capire che sciacqua ma manassa di dall'acqua ma facesse senza punare come fatta questo cuore con turcino spremio batte dopo un fornaio sbatte e comincia a sciariare. La vannare da gianco c'ha lava sotto a punta quando fa notte a piazza fa stramare la vannare ma mengare una carta non saputo poi sfizia e starta che ho portate mani faccio una tina e scuma no pallo che tu me la va mia piglia a mano la vannare ma pigliasse fosse Dio in saponazza un pochino da facesse arrabusare oh sciuscianna saponata qua cancia passione ne fa riabbolle sapone per fa luce e volare. E buongiorno e cominciamo mattina live in musica complimentandoci con la straordinaria voce, la straordinaria esibizione della nostra Fiorenza Calogero, oggi qui per raccontarsi una delle artiste più apprezzate del nostro panorama musicale che torna finalmente ad esibirsi dal vivo in un concerto unico, imperdibile, che tra l'altro è incentrato, come avete potuto capire, proprio sulla figura di Raffaele Viviani. Un appuntamento, quello a cui non si potrà mancare, il prossimo 13 febbraio per l'appunto al Teatro Trianon Viviani in Vico Viviani, un viaggio nei mille volti dei vicoli del nostro amatissimo sud. Buongiorno Fiorenza, buon lunedì e complimentissimi per questa tua esibizione. Grazie. Oggi ci hai portato un assaggio, no, di questo concerto che ci sarà il prossimo 13 febbraio raccontando di Lavandare. Sì, il brano che ho appena cantato si chiama La Vannare ed è proprio un assaggio di quello che succederà il 13 febbraio prossimo al Teatro Trianon. Il 13 prossimo Teatro Trianon per dedicare, ecco, un omaggio anche alla figura, no, storica della nostra cultura, ovvero Raffaele Viviani, il grande Raffaele. Sì, il grande Raffaele Viviani è un omaggio, anche se io non lo vivo proprio come un omaggio, perché comunque sono stati fatti tanti omaggi a Raffaele Viviani. Per me Raffaele Viviani è il punto di partenza, è il linguaggio con cui io cerco di esprimere. È parte di te, è parte della me, tua storia, assolutamente, sì. Cerco di raccontare la mia identità culturale, la mia città, le mie radici, il mio essere.
scegliere. E visto che Raffaele Viviani è stabiese perché è nato in Esatto, una tra l'altro tu città- condividi proprio con Raffaele Viviani il quartiere, no? Assolutamente, il Caporivo. La mia famiglia ha radici al Caporivo di Castellammare, quindi io attraverso i suoi versi e la sua musica racconto un po' quello che sono stati questi 25 anni di attività e 35 anni invece di palcoscenico, perché la prima volta che sono salita su di un palcoscenico avevo 5 anni, dopodiché non sono più scesa, sono rimasta l'occasione ecco, per imprigionata. applaudirti ancora per, insomma, al Teatro Trianon Viviani, vi ricordiamo il prossimo 13 febbraio, però raccontiamo anche al nostro pubblico quali brani di Viviani, no? Una poesia e musica hai scelto, hai selezionato. Guarda, parli di poesia, è un'ora e un quarto di poesia, di viaggio. Ci sono i brani più rappresentativi del repertorio vivianeo, Maradar Namurat, La rumba degli Scugnizzi, Bambanella straordinaria. Sì, le elaborazioni musicali e la direzione musicale sono di Marcello Vitale, ho un ensemble di maestri che mi seguono da sempre, Carmine Terracciano alle chitarre, Gianluca Mercurio alle percussioni, e poi, come si vede anche dalla locandina, il cui progetto grafico è di Carmine Luino, io oggi voglio veramente nominarli tutti perché stiamo lavorando tantissimo già da settimane, quindi è anche giusto che ognuno di loro abbia il proprio momento. Io voglio veramente ringraziarli tutti perché c'è una grandissima energia. Per me Vico Viviani rappresenta una nuova primavera, una nuova rinascita, sì, dopo una un rinascita, periodo di dopo forzato, di stop sì, forzato a causa della pandemia. esatto. Tra l'altro, ecco, lo hai nominato tu, Vico Viviani, perché in realtà il concerto si concentra proprio sul luogo, un luogo che è senza tempo, laddove passato, presente e futuro si mescolano, ma dove all'interno di un Vico, il Vico che è il centro, no, di questo esatto. racconto vivianeo. Ma poi ti dirò, ho avuto l'opportunità di fare questo concerto grazie a Marisa Laurito e che salutiamo, la nostra direttore Marisa, il nostro direttore artistico, e poiché Vico Viviani è un disco che uscirà ad ottobre, ho pensato ma perché non rappresentarlo poi in anteprima, in un teatro che poi mi ha visto nascere, perché quando è nato il Teatro Trianon io ero lì, quindi sai, questo mestiere è bello perché poi si uniscono tanti puzzle, tanti piccoli tasselli che poi vanno a comporre un bel mosaico. Esatto. Tra l'altro, ecco, hai menzionato gli artisti, tante personalità di spessore, i musicisti che ti accompagneranno, sì, ma ricordiamo che ci sono anche contestualmente anche degli audio, no? Allora, degli inediti di artisti dello spessore come il maestro Peppe Barra, ma anche Massimiliano Gallo, in un racconto veramente tout court, a 360 gradi dei nostri vicoli del sud, non solo quelli precisamente partenopei, ma è il sud che parla, che poetizza e che... Guarda, io attraverso questo concerto ho proprio cercato di esprimere un mio stato d'animo, grazie anche a questi suoni, a questi ospiti che per me sono stati fondamentali in questa costruzione di questo progetto. Ci saranno i contributi audio di Peppe Barra, Massimiliano Gallo, Anna Spagnolo, Lello Radice. La sera del concerto ci saranno degli ospiti che poi tra l'altro sono anche ospiti del disco, che sono Ezio Lambiase, Salvio Vassallo e Maurizio Capone. La regia è di Gennaro Monti e ci sono poi le videoproiezioni scenografiche di Alessandro Papa e poi il disegno luci di Gianluca Sacco. Insomma, è uno spettacolo da vedere. Ricordiamo anche che in realtà Viviani è il nostro maestro, ma in realtà rappresenta le nostre radici. Le nostre radici devono essere conosciute anche dalle nuove generazioni, quindi da questo punto di vista quanto è importante far conoscere Raffaele Viviani anche alle nuove generazioni. La musica può essere il viatico, quel mezzo efficiente per comprendere anche la complessità dell'arte di Viviani che ci appartiene da sempre. Assolutamente, ma per me, guarda, questa è una cosa che io ho sposato e faccio da sempre, perché tutte le volte che salgo in scena è perché voglio assolutamente mettere in auge le mie radici e la mia tradizione. Lo dicevo qualche giorno fa, la tradizione, l'identità culturale, le radici hanno molto influenzato
insegnato il mio modo di Bisogna, essere. esatto, bisogna riscoprire ed insegnarla alle nuove Esatto, il generazioni mio modo di affinché- pensare. Esatto, che poi tra l'altro Viviani è sempre attuale, sempre Sì, presente. assolutamente, Grazie. è sempre attuale. Complimentissimi alla nostra Fiorenza Calogero, che ritroveremo con un concerto live al Teatro Trianon Viviani in Vico Viviani il prossimo 13 febbraio. Grazie davvero. Grazie a voi, vi aspetto a teatro. Grazie. Pubblicità, restate con Mattina Live.